Il primo faccia a faccia tra l'assessore alla sanità e le organizzazioni di categoria dei laboratori di analisi e degli specialisti convenzionati si è chiuso senza un accordo e l'effetto pratico è che a macchia di leopardo continuerà la protesta che sta portando i privati a far pagare esami e visite per intero rifiutando le ricette. La partita quindi tra la regione e i sindacati però non è chiusa e vedrà il round deciso la prossima settimana. Nell'attesa però regna il caos in un settore importante come quello degli esami di laboratorio e delle visite specialistiche, perché il vasto fronte sindacale si è spaccato. 11 sigle sono per inasprire la protesta e hanno invece accelerato. Sentiamo le ultime novità in merito fatte da Lillo Montaperto, segretario regionale dell'AMSCA FKT, anticipate alla nostra trasmissione Target. Allora, il sistema sanitario è composto, o meglio era composto prima dal pubblico e dal privato. Oggi non si osa dire più privato perché con la 502 del 99 e con la 229 del 99 il pubblico e il privato è stato equiparato, per cui si parla di interazione tra soggetti erogatori pubblici e privati ma sullo stesso piano. Ovviamente per legge, come sappiamo però in Italia e finalmente a maggior ragione in Sicilia, per reminiscenze storiche di territorialità o quant'altro di pensiero, spesse volte queste cose vengono, come dire, vengono anche meno o quantomeno si disattendono. Quindi diciamo, fermo restando che il pubblico e il privato siamo sullo stesso piano, però sostanzialmente da chi deve o meglio dovrebbe come dire, garantire le prestazioni secondo quanto sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, forse spesse volte perde di vista che tre pilastri fondamentali di una società che vuole definirsi civile non possono essere abbandonati e sono in prima istanza ovviamente la salute, quindi la sanità, migliorando il pubblico, ottimizzando il privato, la pubblica istruzione e la solidarietà sociale. Però chi è ben dotato di vista ovviamente nel vedere il territorio, nel vedere soprattutto lo spendimento della politica che dovrebbe essere lo strumento nobile di chi deve esercitare il proprio ruolo nel mantenimento di questi requisiti che servono a dare il giusto riscatto alla collettività, perché oggi tutti ci definiamo civili, società civile, società occidentalizzata, quando realmente poi nella sostanza vediamo persone che non si curano perché vengono meno quei percorsi giuridici per tortuosità o per altro, o per sprechi, o soprattutto anche per sprechi. Ma perché per cui dico, il cosiddetto privato va allo scontro con la regione? Allora, lo scontro sicuramente non lo creiamo noi professionisti del settore privato della sanità, assolutamente, o del settore, per meglio dire, accreditato oggi, per utilizzare un termine nuovo, un termine diciamo moderno. E tutto nasce da che cosa? Il pubblico ovviamente, per come dicevi bene tu, non è in grado di poter erogare le prestazioni in termini sia capillari sul territorio e sia anche come risorse come dire, professionali. Noi ne abbiamo esempio, tu vai a fare una colonoscopia, ti prenotano per il 2025. Ma assolutamente sì, dico quando realmente ci si potrebbe veramente interagire, ma si ci sta provando, si ci è provato prima, però purtroppo per le elefantiache dinamiche della burocrazia, che spesse volte non si assume la responsabilità nel disporre i giusti percorsi o per chissà per quali occulti motivi si fa sempre ostruzionismo, quindi a questo punto si creano le liste d'attesa e chi paga il conto è il soggetto che sta chiedendo una prestazione sanitaria. Quando l'assessore o chi per l'assessore o i funzionari dicono bene, visto che voi siete scondendo, noi potenzieremo il pubblico, devono mettere in conto tante cose, perché ovviamente il pubblico, il costo di una prestazione, almeno per farla buona e breve, è il doppio. Per cui nella sostanza tra pubblico e privato il costo di una prestazione erogata ad un paziente a parità di prestazione è sostanzialmente più del doppio, per cui, quindi dico, se si vuole, a parte il fatto che non c'è la capillarità e il territorio che è coperto, al privato c'è anche un risparmio economico. Ma questo sì, e questo lo stabilisce e viene sancito, noi abbiamo un tariffario che risale al 2002,